Tolino nacque a Napoli il 23 gennaio 1924. Scriveva poesia da sempre, ma soltanto negli ultimi tempi è uscito dall'anonimato. Ha pubblicato 3 raccolte di poesie. È stato organizzatore e animatore di recite e manifestazioni. Ha tenuto in casa propria audizioni di canzoni, creando un salotto in cui i soci si esibivano in canto, musica e poesia. Sempre in casa sua ha raccolto cimeli che vogliono essere una documentazione storica della canzone e della poesia napoletana. Nel 1971 ha vinto il premio nazionale Edoardo Nicolardi con la poesia intitolata Amano. Amano, mano da benedica per quando piccerella ti stringevo piette mamma mia e quella del spesso ricamava per dentro il carnesoia rosata e bella una rosa fatta e 5 fussetelle. Ti benedico i mani per quando mi imparaste a segni croce, per quando sola per la prima volta con una penna roce tu mi imparaste a scrivere parole in coppa nei quaderni prima in da scuola. Mano ti benedico per quando giovinotte ti assegniste con una mano amica, per quando quella volta accarezzaste quei capelli morbidi e indurati e quella che fu la prima innamorata. Ti benedico, Imana, perché potevi accirere e restaste pulita e immacolata. E quando l'odio distruggeva la terra non fuste mai capace di rubare, ma ti rapiste insegni e carità. Mano, ti benedico, mo che si vecchiarella, e tutte le sere mi scippare in do cuore sti virzi che sono lacrime d'amore che io chiagno per la speranza che rimane tutta l'umanità si stringe la mano. Salvatore Tolino ha fondato con Raffaele D'Angelo e Armando Ferraro la rivista letteraria Napoli Nostra. Ascoltate questa poesia. Amorale re femmine. 2 femmine si incontrano all'angolo del vicolo. Sono bellelle e giovani, moderne e assai scisci. Per Miniconne portano parola mia poeta, si hanno un palme sete e parlano così. Cara signora, l'uomo si è cambiato. A chi lo dite? A me, signora mia. Il mascolo si è fatto scrianzato, non ha più forma di galanteria. Galante? E chi vedrà? Tutti sfacciati. L'uomo d'oggi fanno solo pena. A basta che ci sono presentati, s'allargano con una proposta oscena. Oggi sapete che mi è capitato. Non era manco asciutto il palazzo che un uomo sui 40 si è girato e mi ha guardato con 2 occhi pazzi. Gesù, ma pure a me capita spesso trovarmi innanzi a un muscio Matteo che senza educazione, fisso, mi guarda il coscio come un babbeo. Perfino parrocchiano l'altro giorno, voi ci pensate, il confessore mio mi ha detto sottovoce e senza scorno, Signore, tenete questa grazia di Dio. La trova e questo passo che succede, signora mia, non finirà così. Se l'uomo d'oggi di non si richiede, chissà a morale a doia verrà a fernì. Venite a quello pulpito a venire sta predica. Ora hanno la colpa all'uomo. Gesù va là a capire. Per loro se si spogliano non ci sta niente di male. E poi parlano di morale. So cose a sciamonì. Che le prossime puntate saranno dedicate ai poeti dei giorni nostri. Persone che vivono in mezzo a noi in possesso di preziosi talenti nascosti. Si cimenteranno in una gara a suon di poesie da esse composte. Sono sicuro che assisteremo ad uno spettacolo insolito, ma simpatico, accattivante e coinvolgente. Grazie sempre per l'ascolto e arrivederci.